Benvenuti all'inaugurazione dell'anno accademico 2018-2019. Nel Medioevo, quando è nata l'università, le ritualità pubbliche erano finalizzate a presentare i corpi della società e delle istituzioni. Quando sfilava la città, venivano presentate le istituzioni, le corporazioni, le confraternite e le associazioni. Delle universitates sfilavano i maestri e gli studenti, in rappresentanza non delle discipline, ma delle nationes di provenienza. Da allora, oltre al mondo, è cambiato anche il sistema universitario, che è la principale sede di produzione di conoscenza e innovazione. Tuttavia, alcune tradizioni sono state conservate e tramandate. Una di queste è l'inaugurazione dell'anno accademico, che si aprirà tra poco con l'ingresso del corteo accademico che vedrà sfilare il prorettore vicario dell'Ateneo, i rappresentanti degli 8 dipartimenti dell'Ateneo, con le toghe bordate con i colori che identificano le discipline. Azzurro per l'ambito giuridico, giallo per quello economico, nero ingegneristico e architettonico, viola linguistico e della formazione, verde scuro agrario, rosso medico, bianco storico-letterario, verde chiaro scienze matematiche, fisiche e informatiche. Chiuderà il corteo il magnifico rettore con la toga, tocco e ermellino. Fa il suo ingresso il corteo accademico. Il prorettore dell'Università degli Studi di Udine, professor Angelo Montanari. I delegati dell'Università degli Studi di Udine, professor Pierluca Montessoro, professoressa Maria Cristina Nicoli, professor Mauro Pascolini, i docenti rappresentanti degli 8 dipartimenti dell'Università degli Studi di Udine. I delegati dei rettori dell'Università di Bologna, professor Enrico San Giorgi. Bolzano, Libera Università, professor Stefano Cesco. Ferrara, professor Cesare Mainardis. Koper, professor Boris Cavour. Parma, professoressa Sara Rainieri. Roma, Università Sapienza, professor Renato Masiani. Sissa, Trieste, professor Matthew Diamond. Venezia, UAV, professor Pierluigi Grandinetti. I rettori dell'Università di Ancona, Università Politecnica delle Marche, professor Sauro Longhi. Lubiana, professor Igor Papic. Trieste, professor Maurizio Fermeglia. Il direttore della Scuola Superiore, professor Andrea Tabarroni. La direttrice del Centro Polifunzionale di Gorizia, professoressa Nicoletta Vasta. Il delegato del Centro Polifunzionale di Pordenone, professor Cristian Micheloni. Il presidente del Nucleo di Valutazione, professor Carlo Pucillo. E il coordinatore del presidio di qualità, professor Alessandro Gasparetto. La docente che terrà la prolusione, professoressa Elena Dorlando. I direttori degli 8 dipartimenti dell'Università degli Studi di Udine. Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, professor Paolo Ceccon. Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, professor Andrea Garlatti. Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, professoressa Antonella Riem. Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, professor Gianluca Foresti. Dipartimento di Scienze Giuridiche, professoressa Marina Brollo. Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, professor Andrea Zannini.
Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, professor Marco Petti. Dipartimento di Area Medica, professor Silvio Brusaferro. Il sindaco del Comune di Udine, professor Pietro Fontanini, con l'assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, dottoressa Alessia Rosolin. Il giudice emerito della Corte Costituzionale, professor Sabino Cassese. Il magnifico rettore, professor Alberto Felice De Toni. Buongiorno, benvenuti a tutti. Autorità, colleghe, colleghi, studentesse, studenti, signore, signori, inauguriamo oggi il 41esimo anno accademico dell'Università degli Studi di Udine. Desidero innanzitutto ringraziare tutti i presenti per voler condividere con noi questa cerimonia durante la quale ogni anno riaffermiamo gli ideali e i valori del nostro Ateneo. In primis saluto i nostri ospiti stranieri. It is my privilege and my pleasure to give my warmest welcome here in Udine to the distinguished rectors and guests. I would like to thank you for having accepted to take part to this ceremony, which celebrates our 41st academic year. E desidero porgere anche a tutti un affettuoso saluto in friulano. O voi dà il benvenuto a tutti gli ospiti presenti, ai rettori italiani e foresci, ai docenti, al personale tecnico amministrativo e studenti. O auguri a tutti un anno di buon lavoro e o sei sicuro che col contributo di tutti la nostra Università del Friuli sarà sempre in meglio. Ancora un benvenuto nelle lingue delle due minoranze linguistiche della regione. In sloveno se prisutne goste lepo pozdravljam in im izrekam toplo dobrodošlico. E in tedesco meine Damen und Herren, herzlich willkommen an der Universität Udine. E infine vogliamo ringraziare lei, professor Sabino Cassese, per aver accettato il nostro invito ad essere presente oggi in occasione dell'inaugurazione del 41esimo anno accademico della nostra università. A lei, in segno di gratitudine per essere qui con noi, indirizziamo un sentito applauso. È l'ultimo anno del mio mandato, dei 6 previsti dalla legge, e in questa metaforica staffetta con il futuro rettore desidero consegnare all'intera comunità accademica il testimone di uno dei progetti più significativi che abbiamo lanciato, il cantiere Friuli, attivato in occasione dei 40 anni del terremoto. Un passaggio di testimone che abbiamo voluto arricchire oggi con la sua presenza in qualità di giudice emerito della Corte Costituzionale e di uno degli studiosi italiani più accreditati e autorevoli in ambito giuridico, per proporci una lectio magistrali su uno dei temi più delicati per il nostro Paese. Territori e potere, un nuovo ruolo per gli Stati? La crisi dello Stato nazionale, determinata dalla mancanza di corrispondenza tra i 3 suoi tradizionali elementi costitutivi, territorio, popolo e sovranità, impone la necessità di elaborare nuovi modelli organizzativi e prima ancora concettuali. Si pensi a come la pressione migratoria abbia riportato al centro dell'attenzione il tema delle frontiere e dei confini, nonché dei diritti e della cittadinanza. Con questo paradosso, gli Stati nazionali da un lato hanno ceduto parte della propria sovranità ad organismi superiori, dall'altro difendono singolarmente il proprio territorio. Come si può configurare allora un nuovo ruolo dello Stato in un contesto in cui i confini sono mobili, la cittadinanza non coincide più con quel blocco unico di diritti civili, economico-sociali, politici che la contraddistinguevano
la sovranità erosa dei processi di integrazione sovranazionale e dalla globalizzazione? In questa occasione terrà la prolusione la professoressa Elena D'Orlando, ordinaria di diritto pubblico comparato e docente di diritto regionale italiano ed europeo. Le ho chiesto di proporci un intervento sul ruolo che le regioni e gli enti locali possono oggi svolgere a fronte delle ripercussioni che la crisi dello Stato nazionale ha generato sul piano dell'ordinamento statale, nella prospettiva di un utilizzo dell'autonomia territoriale come fattore di integrazione. Si tratta di un tema chiave trattato in una delle officine in cui è articolato il cantiere Friuli, quella denominata autonomia e istituzioni, efficacemente coordinata appunto dalla professoressa D'Orlando. Desidero ringraziare sin d'ora quanti mi affiancano nella guida dell'Ateneo: prorettore vicario, delegate e delegati di area, direttore della scuola superiore, presidente del nucleo di valutazione, le delegate e i delegati di settore, le direttrici e i direttori dei dipartimenti, i senatori e i consiglieri, il direttore e il vice direttore generale, capi area, responsabili dei servizi dipartimentali, personale docente, tecnico amministrativo, studentesse e studenti degli organi di Ateneo. Un grazie sincero a quanti nel territorio cooperano con noi: Presidente, assessori e sindaci della Regione, parlamentari nazionali, consiglieri regionali e comunali, rappresentanti di ANCI, consorzi universitari di Gorizia e Pordenone, Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori, Fondazione Friuli e Carigò, Camere di Commercio, associazioni di categoria, Comitato per l'Università Friulana, l'Arcidiocesi di Udine. Infine, un sentito riconoscimento alla segreteria del Rettorato e al personale che ha collaborato all'organizzazione di questa complessa cerimonia. All'ingresso vi è stata consegnata la copia stampata del primo bilancio sociale del nostro Ateneo. Troverete i numeri della nostra università. Il bilancio sociale è il punto di arrivo di un percorso iniziato nel 2015 con la definizione del piano strategico di Ateneo e dei piani strategici dipartimentali, strumenti utili per sviluppare una visione e una programmazione di medio e lungo periodo per definire un percorso per realizzarle. In un contesto competitivo, qual è il sistema universitario italiano, è di fondamentale importanza che un ateneo di medie dimensioni come il nostro caratterizzi la propria offerta formativa e strutturi un'azione di ricerca per certi versi anche distintiva. Il piano strategico di Ateneo 2015-18 è stato sostenuto con risorse autogenerate dai risultati di esercizio. Lo stanziamento per il primo triennio è di stato oltre 13 milioni di euro. Le risorse sono state distribuite tra investimenti in attrezzature scientifiche, sostegno all'attività di ricerca e all'innovazione didattica, promozione di nuova offerta formativa, inserimento di nuovi ricercatori. L'obiettivo del bilancio sociale è quello di rendere conto dell'impatto economico, finanziario, infrastrutturale, intellettuale, relazionale e reputazionale derivanti dalle azioni attivate, allo scopo di misurare le dimensioni del valore prodotto attraverso le azioni previste nell'anno accademico di bilancio, orientare attraverso il monitoraggio dei risultati delle azioni la comunità accademica al miglioramento continuo, condividere la performance di Ateneo con gli stakeholder. Il bilancio sociale è presentato in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico per cogliere l'opportunità della presenza in Ateneo di tutte le rappresentanze con cui l'università interagisce. Con il bilancio si vuole rendicontare la realizzazione delle strategie dichiarate e l'impatto che le stesse hanno avuto in riferimento alle diverse aree in funzione dell'esigenza di conservare, se possibile accrescere, il patrimonio tangibile e intangibile da cui in ultima istanza dipende la continuità istituzionale ed economica dell'Ateneo. Lo schema logico adottato si basa sulla rappresentazione sistemica di tre aspetti fondamentali: il patrimonio di risorse nelle sue varie componenti, che la gestione deve tendere a mantenere e se possibile a crescere, il modello specifico di produzione del valore, la propensione al rischio che qualifica l'approccio decisionale nei vari ambiti di gestione. Il nucleo centrale è costituito dal modello di generazione del valore di cui l'Ateneo ha scelto di dotarsi, esplicitandolo nel proprio piano strategico, dove sono illustrati
visione, missione, valori di fondo che lo ispirano e i risultati attesi. Ciascun elemento del modello vuole qualificare e distinguere l'Università di Udine dalle altre secondo una propria esplicita e responsabile progettualità. Nella consapevolezza di essere solo agli inizi di un percorso, il nostro Ateneo è tra i primi ad elaborare il rapporto integrato di sostenibilità al fine di valutare i risultati prodotti, considerando unitariamente risorse, strategie ed azioni. Con riferimento agli ultimi 3 anni sono riportati i valori assunti da 37 indicatori, così suddivisi: 19 per la didattica, 10 per la ricerca e 8 per l'organizzazione. I valori segnalano dei risultati soddisfacenti e soprattutto delineano trend complessivamente di miglioramento che ci fanno ben sperare. Il bilancio sociale costituisce il naturale completamento del piano strategico configurato 3 anni fa. Entro fine dicembre definiremo la fase 2 del piano strategico relativo agli anni 18 e 19, 19 e 20, con un investimento previsto nel prossimo biennio di oltre 8 milioni di euro, per un investimento totale in 5 anni di oltre 21 milioni di euro. Tutte risorse autogenerate grazie ad un'attenta gestione operativa che ha prodotto 6,6 milioni di euro nel 15-16, 7,7 nel 16-17 e 8,8 nel 17-18, per un totale, un triennio di oltre 23 milioni. Questo primo bilancio sociale è dedicato al professor Attilio Maseri, cardiologo friulano di fama internazionale, autentico benemerito dell'Università di Udine, il quale nel 2013 donò all'Ateneo la storica Biblioteca Florio, con oltre 12.000 volumi, opuscoli, opere a stampa e manoscritti raccolti dalla metà del Settecento in poi. Quest'anno il professor Attilio Maseri ha deciso di donare all'Università del Friuli il Palazzo Antonini, fino al 2009 sede udinese della Banca d'Italia, indubbiamente il più bel palazzo di Udine, con annesso un parco che rientra tra i giardini storici della città e progettato dal massimo architetto veneto di tutti i tempi, Andrea Palladio. In segno di gratitudine gli indirizziamo un affettuoso e storico applauso. Oggi non è potuto essere presente perché ha avuto una piccola indisposizione, però ci sta seguendo in streaming e credo che abbia apprezzato questo, caldo e affettuoso applauso. L'auspicio è che un palazzo così importante illumini e guidi tutti quelli che saranno chiamati a decidere le migliori strategie di crescita per l'Ateneo e per il Friuli. Al termine di questa relazione faremo vedere un riconoscimento che gli daremo in nome di tutta la comunità accademica in segno di ringraziamento e prendendo qui l'impegno di denominare da oggi in poi il palazzo come Palazzo Antonini Maseri. Lo scorso 27 giugno, in occasione della cena di gala dei magnifici incontri presso la Casa della Contadinanza, alla presenza di 80 rettori italiani e in rappresentanza dell'intera comunità accademica nazionale, il presidente della CRUI, Gaetano Manfredi, ha voluto rendere omaggio al professor Maseri per questo suo gesto di straordinaria generosità. Lo scorso 30 luglio il sindaco Pietro Fontanini, a nome di tutti i cittadini della capitale del Friuli, in una cerimonia pubblica gli ha conferito la cittadinanza onoraria della città di Udine. A deciderlo è stato all'unanimità il Consiglio Comunale. Infine, il 21 settembre scorso, presso il Rettorato, il direttore della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, ha voluto esprimere al professor Attilio Maseri la sua personale soddisfazione perché la donazione ha consentito che il Palazzo del Palladio, sue testuali parole, il più bello per grazia, sobrietà ed eleganza tra i palazzi delle filiali dismesse, potesse rimanere nella disponibilità di un'istituzione pubblica come l'università. Il nostro sogno nel cassetto si è avverato.
quello di poter aggiungere il Palazzo Antonini Maseri alla disponibilità della città nel quadro di un progetto denominato Cosmopoli, che vorrebbe farne il baricentro della proiezione della città e della sua università verso un futuro capace di abbracciare il mondo intero. L'edificio potrebbe ospitare un centro culturale di identità friulana capace di sviluppare, in collaborazione con l'ente Friuli nel mondo, programmi di mobilità degli studenti in Europa, America, Australia, Asia ed Africa, presso imprese, studi professionali, enti ed università dove operano nostri corregionali. I nostri studenti avrebbero così una straordinaria opportunità di studio e di lavoro all'estero. Il modo migliore per connettere il Friuli di ieri e quello di oggi, friulani all'estero e quelli in patria, identità e sviluppo, imprese locali, opportunità internazionali, cultura ed economia. Uno snodo di una rete di relazioni sparse nel mondo. Su questo chiederemo la collaborazione del sindaco di Udine e del presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Il 25 giugno scorso, in occasione dell'apertura della nostra manifestazione Conoscenza in Festa, abbiamo festeggiato con una cerimonia pubblica i nostri 40 anni, presentando il libro del quarantennale intitolato Disegniamo il futuro. Hic sunt futura è il motto che ci siamo dati come Università di Udine durante la definizione del piano strategico, un motto redatto non a caso in latino, la lingua che si parlava in Italia quando fu fondata nel 1088 la prima università del mondo, l'Alma Mater di Bologna, un motto che esprime una precisa visione, quella di costruire il futuro, hic et nunc, con le nostre studentesse e i nostri studenti nelle aule e nei laboratori della nostra università. E non è casuale che in occasione della celebrazione dei 40 anni dalla fondazione del nostro Ateneo abbiamo preferito, piuttosto che ripercorrere la storia, cogliere le opportunità per descrivere lo stato dell'arte della nostra attività e disegnare le traiettorie su cui stiamo costruendo il domani dell'Università del Friuli. Il presente è gravido di futuro e descrivendo il presente abbiamo in realtà parlato dei futuri possibili che si aprono di fronte a noi. Ma abbiamo voluto festeggiare i 40 anni anche con le nostre istituzioni sorelle, quelle nate con il decreto del Presidente della Repubblica del marzo del 78. Oltre all'Università di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Area Science Park, la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori dell'Università di Trieste, il Collegio del Mondo Unito Adriatico, istituzioni nate grazie alla generosità e alla lungimiranza che lo Stato ha avuto nell'investire in conoscenze e culture. Lo scorso lunedì 8 ottobre nel Duomo di Gemona del Friuli, grazie all'organizzazione della Regione in collaborazione con l'amministrazione comunale, abbiamo festeggiato i 40 anni delle 5 istituzioni sorelle. La scelta di Gemona come luogo simbolo per celebrare il quarantennale è derivata dal fatto che il Duomo rappresenta plasticamente la ricostruzione del Friuli, territorio dove si è originato il cosiddetto modello Friuli per la ricostruzione e la gestione dell'emergenza in Italia e nel mondo. In precedenza, lo scorso 27 settembre, una delegazione del Friuli Venezia Giulia composta dai vertici dei 5 enti e guidata dal Presidente del Friuli Venezia Giulia è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica. In quell'occasione Massimiliano Fedriga ha rivolto a Sergio Mattarella un ringraziamento da parte di queste terre per aver creduto e voluto investire in solidarietà dando aiuto al Friuli Venezia Giulia all'indomani del sisma. La collaborazione tra gli enti di ricerca promossi dai governi regionali rimane un fatto chiave per lo sviluppo dei territori. Un efficace modello di riferimento è quello di recente promosso dal Presidente del Veneto, Luca Zaia. Il 5 settembre la Regione e le 4 università venete, Padova, Ca' Foscari, IUAV di Venezia e l'Università di Verona, hanno sottoscritto un accordo di programma quadro della durata di 5 anni, grazie alla quale saranno fatte convergere su una serie di obiettivi comuni le rispettive conoscenze, organizzazioni e fonti di finanziamento. Una sinergia che intende rendere più efficaci e condivisi gli interventi a favore dello sviluppo competitivo del sistema economico veneto. Contestualmente è stata creata una cabina di regia presieduta dall'assessore regionale all'economia. Anche quest'anno rilevante e costante è stato il nostro investimento sul piano delle infrastrutture di ricerca, di didattica ed edilizia. Focalizzandosi su queste ultime, il 10 ottobre scorso è iniziato l'allestimento del cantiere della nuova biblioteca multimediale del Polo Scientifico dei Rizzi.
L'inizio effettivo dei lavori è previsto proprio oggi, la fine entro il 2020. È un edificio di nuova concezione nel quale gli spazi si svilupperanno attorno a una grande sala polifunzionale centrale destinata a sala studio, ma in grado di trasformarsi, grazie ad un articolato sistema di tribune mobili, in auditorium e aula magna. È stato anche sviluppato il progetto per il totale rifacimento della copertura delle grandi aule scientifiche. Oltre alla completa sostituzione della pavimentazione esterna è stato progettato un nuovo sistema di smaltimento delle acque meteoriche. La nuova copertura prevede anche un intervento di arredo urbano e con la piantumazione di essenze arboree che ne miglioreranno la vivibilità. È in corso di redazione il progetto esecutivo per l'appalto del primo lotto di lavori. Per quanto attiene al polo umanistico, il progetto di ristrutturazione dell'ex chiesa Santa Lucia prevede il consolidamento statico dell'edificio di via Mantica in vista della sua utilizzazione per l'ampliamento della biblioteca. È stata esperita la procedura d'appalto, è stato firmato il contratto e sono in corso le attività per l'allestimento del cantiere. È in corso di sviluppo anche un progetto per migliorare l'efficienza energetica di Palazzo Antonini, che prevede tra l'altro la sostituzione di tutti i serramenti dell'edificio e ammodernamenti degli impianti tecnologici. Per quanto riguarda il polo medico è prevista la completa demolizione dell'ex residenza delle Ancelle della Carità e la costruzione di un nuovo complesso per i laboratori di ricerca dell'area medica. L'edificio avrà 3 piani fuori terra, un interrato, oltre una grande sala di 150 posti per la didattica di medicina. Si sono concluse le procedure di gara, sono stati giudicati i lavori, si è in attesa della stipula del contratto. La consegna dei lavori è prevista entro fine novembre. Con riferimento al polo giuridico, i lavori di ristrutturazione dell'immobile ex Renate, sezione femminile, sono iniziati nel mese di marzo e procedono secondo il cronoprogramma. Alla data odierna sono state eseguite tutte le opere di demolizione, di nuove fondazioni, le opere di consolidamento delle murature e parte delle pareti interne. L'ultimazione dei lavori è prevista a settembre 2019. Lo scorso 10 ottobre il Comune ci ha consegnato il progetto per la ristrutturazione dell'area verde del Parco Ambrosoli destinati agli studenti del Polo Economico Giuridico. Il lavoro di rifacimento del parco saranno a carico del Comune e l'Ateneo ristrutturerà il piccolo fabbricato da destinare a bar. Queste attività di realizzazione di nuovi spazi, grazie alla costruzione di nuovi edifici e al restauro di quelli già esistenti, testimonia come il nostro Ateneo, dal punto di vista delle trasformazioni della città, rappresenti e abbia rappresentato un grande propulsore di rigenerazione urbana, un'autentica university. Degli 8 milioni di euro previsti per la fase 2 del piano strategico, il Consiglio di amministrazione, in vista dell'imminente valutazione nazionale della qualità della ricerca, ha deciso di anticipare per il 2018 un importo di 1.750.000 destinati al sostegno dei piani dipartimentali per migliorare la ricerca. Circa la promozione in campo internazionale dei gruppi di ricerca abbiamo raggiunto l'obiettivo della partecipazione dell'Ateneo alle più importanti piattaforme per la ricerca in Europa. Ad oggi l'Università di Udine aderisce a 16 delle 31 piattaforme di interesse. Per quanto riguarda i cluster tecnologici nazionali, a rete formati da soggetti pubblici e privati, l'Ateneo aderisce a 9 dei 12 dei cluster nazionali. La collaborazione tra la Regione, i cluster regionali e gli Atenei di Udine e Trieste ha portato alla partecipazione alle cosiddette piattaforme europee di specializzazione intelligente e alla presentazione di progetti congiunti su bandi competitivi. In particolare segnaliamo il progetto Smart Campus in ambito energia che vede coinvolta la Regione FVG insieme alle 2 università come partner. Durante il 17-18 sono stati presentati 240 progetti, 91 in più rispetto all'anno precedente. Ad oggi i progetti finanziati nel 17-18 risultano essere 53, valore più che doppio rispetto all'anno precedente, in cui i progetti finanziati furono 24. Per favorire la scrittura dei progetti è stato organizzato un corso avanzato rivolto ai ricercatori per progettare e predisporre i progetti Horizon 2020. Sono state avviate anche azioni finalizzate a migliorare la qualificazione dei corsi di dottorato. Gli sforzi profusi hanno portato a un significativo aumento dell'indice di qualità media dei collegi, consentendo alla nostra università di passare dal 31esimo al 13esimo posto nazionale. Recentemente la Commissione europea ha comunicato all'Università di Udine di aver ottenuto la Human Resource Excellence in Research Award, riconoscendo l'Ateneo come un luogo ideale per accogliere studiosi e ricercatori.
Udine è la 10ª università in Italia ad aver raggiunto questo prestigioso traguardo. Nel corso dell'anno, in previsione del prossimo audit, è stato inviato alla Commissione l'Internal Assessment, che verrà valutato dai loro esperti. Nella primavera del 2018, su sollecitazione sia dell'Europa che della Regione, è stato attivato un gruppo multidisciplinare di Ateneo Active Aging con lo scopo di rispondere in modo coordinato alle sfide nel campo dell'invecchiamento attivo. Hanno aderito oltre 40 ricercatori afferenti a 6 diversi dipartimenti. Per quanto riguarda la formazione e la ricerca, segnaliamo che gli iscritti ai concorsi di ammissione per il 34esimo ciclo di dottorato sono stati 412 contro i 413 dell'anno precedente, di cui il 60% con titolo conseguito presso altro ateneo italiano e il 25% conseguito all'estero, a testimonianza del livello di attrattività esterna dei nostri corsi di terzo livello. In un'ottica di collaborazione, l'Ateneo ha interagito con continuità con Friuli Innovazione nelle sue diverse iniziative, come quella dell'Additive Friuli Venezia Giulia, lanciata con Comet, il cluster regionale per la metalmeccanica. Significativo il nostro coinvolgimento nel progetto Industria 4.0 per la creazione del Competence Center Triveneto sulle tecnologie digitali. Del partenariato pubblico-privato fanno parte le 9 università del Nord-Est, la sezione padovana dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la Fondazione Bruno Kessler di Trento e altre 30 imprese del Triveneto. La graduatoria finale del mando del Mise ha visto la nostra compagine essere tra gli 8 centri ammessi al finanziamento nazionale e riceverà oltre 7 milioni e mezzo di euro. Un altro progetto chiave è l'Industry Platform for Friuli Venezia Giulia promosso da Area Science Park, che propone di aiutare le piccole e medie imprese del territorio regionale, erogando loro servizi tecnologici e di accompagnamento alla transizione digitale. Per quanto riguarda l'assistenza, che è la declinazione del trasferimento della conoscenza in ambito medico, desidero qui sottolineare l'importanza e la strategicità di una forte cooperazione tra l'Università di Udine, in particolare il Dipartimento di Area Medica, e il Servizio Sanitario Regionale. L'auspicio e il nostro impegno, alla luce della riforma sanitaria regionale che si sta definendo, è che questa sinergia possa sempre più contribuire a garantire salute e benessere ai nostri cittadini e alle nostre comunità. Sul piano della didattica, la sfida che stiamo affrontando è la revisione dell'offerta formativa nel tentativo di intercettare le nuove aspettative dei giovani. Tra l'anno scorso e quest'anno abbiamo attivato varie lauree innovative, una professionalizzante in tecnica dell'edilizia del territorio, una triennale in Internet of Things, Big Data e Web, una triennale in banca e finanza nella sede di Pordenone, una magistrale in gestione del turismo culturale e degli eventi, un'altra magistrale in diritto per l'innovazione di imprese e pubblica amministrazione, una magistrale in lingua inglese in marketing e gestione e organizzazioni internazionali, un'altra magistrale in inglese interateneo con l'Università di Trieste, SISA e ICTP in Data Science e Scientific Computing. Queste azioni hanno prodotto dei buoni risultati. Ai primi di ottobre gli immatricolati sono aumentati complessivamente del 6 e 7% e, dato ancora più lusinghiero, gli immatricolati da fuori regione, circa un quarto del totale, sono aumentati di oltre il 18%. L'anno prossimo vorremmo lanciare una laurea professionalizzante in meccatronica, una triennale in scienza e cultura del cibo e una magistrale in inglese interateneo con l'Università di Parma e la Libera Università di Bolzano in Food Sciences for Innovation and Authenticity. La scommessa è che il numero degli iscritti cresca ancora. A maggio 2018 abbiamo ottenuto un prestigioso riconoscimento dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, l'istituzione della cattedra UNESCO in sicurezza intersettoriale per la riduzione dei rischi di disastro e la resilienza, assegnata al professor Stefano Grimaz, a cui indirizziamo un meritatissimo applauso. La cattedra di Udine è una delle 700 nell'ambito del network mondiale di 116 paesi e il suo focus sono le attività di ricerca del nostro laboratorio di sicurezza e protezione intersettoriale e della nostra International Training School in Seismic Emergency Response Management denominata CERM Academy.
scuole organizzate in collaborazione anche con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Negli ultimi anni l'Università ha costantemente potenziato la sua politica di internalizzazione con il principale obiettivo di favorire la mobilità di studenti e docenti attraverso il progetto Erasmus Plus e la stipula di accordi specifici con atenei extraeuropei, definendo anche programmi di studio congiunti, double degree e di cooperazione scientifica e didattica, summer school e studi abroad. Nel 17-18 il numero degli studenti in mobilità in uscita è stato pari a 536, in leggera crescita rispetto all'anno precedente, più 4,7%. Grazie al costante aumento della mobilità studentesca, l'Ateneo ha ricevuto un finanziamento crescente dall'Agenzia Nazionale Erasmus. Negli ultimi 3 anni 580.000, 740.000, 820.000 euro. Questo ha consentito di aumentare in maniera significativa il numero e importo delle borse assegnate agli studenti. Sempre con l'obiettivo di favorire la mobilità dei nostri allievi è proseguito l'impegno alla costruzione di altri accordi, in particolare sono stati stipulati nuovi importanti accordi con Stati Uniti, Canada, Cina, Taiwan e Corea del Sud. Per quanto riguarda gli studenti provenienti dall'estero, si è proseguito nel potenziamento delle attività di accoglienza e assistenza, con verifiche delle competenze linguistiche e dei requisiti d'accesso. Ciò ha consentito un miglioramento dei risultati accademici rispetto all'anno precedente. L'Ateneo ha anche organizzato e promosso 3 importanti summer school che hanno richiamato studenti da tutto il mondo: Particle Physics, Modern Mechatronics e Bacchus Designing Wine Processing. Nei prossimi anni aumenteremo gli insegnamenti impartiti in inglese in modo da facilitare la frequenza di studenti in mobilità in ingresso, anche allineando i nostri semestri con quelli delle altre università europee. Nel quadro dell'attrazione di studenti stranieri, l'attuazione dell'accordo quadro tra la nostra università e il CIS sta dando ottimi risultati. È stato avviato un programma congiunto internazionale di corsi di alto livello erogati da docenti di chiara fama internazionale provenienti da università e centri di ricerca nazionali e internazionali, istituti internazionali quali UNESCO, Unità Europea e società multinazionali quali Siemens, Electrolux, eccetera. Per il biennio 18-19 sono stati programmati 15 corsi su temi di ingegneria, architettura, biologia, archeologia, medicina e scienze giuridiche. I 7 corsi fino ad oggi erogati hanno visto la partecipazione di 95 iscritti provenienti da 12 paesi europei e da 4 extraeuropei, 83 iscritti dalla nostra regione e 22 dal resto d'Italia. Sono intervenuti 78 tra docenti ed esperti, di cui 67 da altri paesi europei e 11 extraeuropei. Si tratta di un'iniziativa di rilievo mirata a rafforzare la visibilità internazionale del nostro Ateneo. Ci stiamo confrontando con Trieste e Sissa per coinvolgerle in questa iniziativa. Sul fronte dell'internalizzazione ci aspetta un'ulteriore alta sfida. La Commissione europea si è recentemente posto l'obiettivo di creare entro il 2020 una ventina di università europee, ossia reti di atenei che offrono programmi congiunti di studio e ricerca. Il primo bando per progetti pilota dovrebbe essere pubblicato entro il prossimo novembre con scadenza marzo 2019 e sarà dotato di 30 milioni di euro per il finanziamento di 6 progetti pilota, partner previsti da 3 a 6. Questi progetti dovranno avere 3 caratteristiche: lo sviluppo di strutture di governance congiunte e la condivisione di infrastrutture di servizi, la mobilità di studenti, la possibilità per gli studenti di scegliere contenuti di loro scelta. Per poter partecipare a questo e altri bandi, l'Ateneo intende sfruttare le reti universitarie nelle quali opera già attivamente. In queste azioni di relazioni internazionali è auspicabile un qualificato sostegno dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Il 27 e 28 giugno scorsi abbiamo organizzato a Udine la 4ª edizione nazionale dei Magnifici Incontri, focalizzata sul piano nazionale Università Digitale. Il premio alla conoscenza CRUI 2018 è stato assegnato a Luciano Florini, professore di filosofia ed etica dell'informazione presso la Oxford University, che ci ha regalato una memorabile lezione magistrale sul futuro della democrazia nell'era digitale. La 5ª edizione dei Magnifici Incontri si svolgerà sempre a Udine il 29 e 30 maggio 2019 su un altro tema importante: le università per la sostenibilità. I Magnifici Incontri promossi dal nostro Ateneo in partnership con la CRUI sono diventati l'appuntamento istituzionale annuale dell'intero sistema universitario nazionale, una Cernobbio delle università che regala a Udine una lusinghiera centralità nell'elaborazione delle linee guida dello sviluppo del sistema universitario italiano.
Lo scorso 9 marzo, su invito della Conferenza Episcopale Italiana, ho partecipato a Roma in rappresentanza della Conferenza dei Rettori al convegno nazionale di pastorale universitaria intitolato Chiesa e Università, cantieri di speranza di un nuovo umanesimo europeo. Ho avuto modo di presentare il progetto Agiatamente, promosso dall'Università di Udine e fatto proprio dalla CRUI come best practice. Agiatamente è finalizzato alla prevenzione del disagio studentesco e alla promozione del benessere. Il progetto nasce nel 2015, un anno dopo l'istituzione di una nuova delega, quella degli studenti. Una scelta decisa dopo la tragica scomparsa di un nostro studente per un gesto volontario, maturata nel quadro di un grave disagio emotivo. Da quel giorno l'area dei servizi agli studenti si è mobilitata nella costruzione di una comunità di apprendimento con il compito di individuare tempestivamente segnali di disagio e promuovere il benessere dei giovani tramite l'acquisizione delle cosiddette life skill, così come definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È fondamentale prevenire le cosiddette lauree simulate, ossia la condizione di quegli studenti che simulano con familiari ed amici un percorso universitario in realtà inesistente, con rilevanti rischi di scompenso e malessere psicologico. Il progetto prevede varie azioni: una sensibilizzazione diffusa di tutor, tecnici amministrativi e docenti, il monitoraggio delle carriere, un servizio di consulenza psicologica. Solo nel 2017 sono stati richiesti dagli studenti 650 colloqui e il gruppo di mutuo aiuto Ansiosi Anonimi, al quale possono accedere senza prenotazione ragazzi in difficoltà che condividono esperienze e tentativi di soluzione con nostri 2 esperti. La partecipazione è stata elevata fino a 30-40 studenti per incontro. Il gruppo Facebook Help, con oltre 15.000 membri, gestiti e supervisionati 7 giorni su 7 dall'area studenti. Laboratori Life Skill, incentrati su 4 tematiche principali: metodo di studio, gestione dell'ansia da esame, mindfulness, abilità personali di problem solving e decision making. Iscritti a una promessa, così potremmo titolare il principio che ispira queste azioni. Per spiegarlo ci avvaliamo di una metafora basata su un brano del famoso racconto di Carlo Collodi. La fata turchina promette a Pinocchio: domani finalmente il tuo desiderio sarà pagato. Domani finirai di essere un burattino di legno e diventerai un ragazzo per bene. Come è noto, questa promessa non sarà mantenuta. Pinocchio si farà distrarre da Lucignolo e, seguendo nel paese dei balocchi, diventerà un ciuchino invece di diventare un ragazzo. D'altra parte, la promessa della fata, proprio perché è una promessa, non poteva che rimettersi nelle mani del burattino, attendendo da quest'ultimo un'adesione. A una promessa bisogna credere, a fronte di una promessa bisogna impegnarsi. Lo statuto della promessa è al tempo stesso semplice e drammatico. È quella di una sospensione in attesa dell'iniziativa di colui a cui essa stessa si rivolge. In altre parole, la fata non può fare nulla senza Pinocchio e quest'ultimo può diventare un ragazzo solo a condizione che lo desideri, ci creda, si impegni. In effetti, l'azione principe attorno alla quale ruota il capolavoro di Collodi è proprio quella del diventare. Questo verbo qualifica non solo la vicenda di Pinocchio, che deve diventare figlio, ma anche quella di Geppetto, che deve diventare padre. Da questo punto di vista, le avventure narrate da Collodi non sono mai quelle di Pinocchio, ma sempre anche quelle di Geppetto, essendo le une necessarie alle altre. Reimprendendo metaforicamente questo brano, la fata è l'università, Pinocchio lo studente, Geppetto il docente. Se lo studente, ovvero Pinocchio, si laurea, ovvero diventa figlio, allora il docente, cioè Geppetto, può considerarsi un maestro, cioè diventa padre. In altre parole, gli studenti sono iscritti a una promessa e i veri maestri sono i docenti capaci di accompagnarli con successo nel loro percorso. E la fata università ha il compito, grazie ai servizi agli studenti, di non abbandonare Pinocchio a Lucignolo, vanificando così le speranze di Geppetto. Nel ruolo assunto dalla fata, la nostra università non si è solo attivata con i servizi di agiatamente, ma si è sempre impegnata a promuovere attività sportivi, culturali e ricreativi. Lo scorso 11 giugno, al convegno annuale di Alma Laurea,
ho proposto di istituire Alma Vita, ovvero un'organizzazione che si concentri sulle azioni delle università italiane circa l'acquisizione da parte degli studenti delle life skill, come autoconsapevolezza, gestione delle emozioni, dello stress, capacità relazionale. Riprendendo la metafora di Pinocchio, se l'università è la fata, Alma Vita sarebbe l'alma fata. È ancora palpabile il senso di disorientamento che la crisi economica iniziata nel 2008 con il collasso di parte del sistema finanziario mondiale ci ha lasciato in eredità. Negli ultimi anni la percezione di un'immigrazione fuori controllo ha amplificato questa sensazione di smarrimento e la nostra società stenta di individuare direzioni e modi per uscire positivamente da questa situazione. Nel suo celebre romanzo del 72, Le città invisibili, Italo Calvino racconta i dialoghi tra Marco Polo e l'imperatore dei Tartari Kublai Khan, che interroga l'esploratore sulle città del suo immenso impero. Marco Polo tratteggia città reali o immaginarie che colpiscono sempre di più il Gran Khan. Città che assumono il simbolo della complessità e del disordine della realtà che culmina nella frase finale del libro. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e che cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Quello di Calvino è un appello a ciascuno di noi ad essere consapevoli di questa dimensione della società e della scelta alternativa tra indifferenza e impegno civile. In questa prospettiva, l'università, intesa come comunità accademica, può essere il luogo di un comune impegno civile. Anzi, l'essere una comunità può produrre un rilevante effetto sinergico. Italo Calvino ce lo indica in un dialogo tra il mercante veneziano e l'imperatore dei Tartari. Marco Polo descrive un ponte pietra per pietra. Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? Chiede Kublai Khan. Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra, risponde Marco, ma dalla linea dell'arco che esse formano. Kublai Khan rimane silenzioso, riflettendo, e poi aggiunge: ma perché mi parli delle pietre? È solo dell'arco che mi importa. Polo risponde: senza pietre non c'è arco. Noi tutti rappresentiamo le pietre del ponte dell'educazione e della ricerca. Un ponte che può connettere studenti e professori, conoscenza e territori, giovani di ieri e giovani di oggi, tradizione, innovazione, pensiero e azione. Un impegno che la comunità accademica può praticare mediante l'applicazione delle proprie conoscenze scientifiche, con una precisazione, quella contenuta nel messaggio inviato da William James ai professori di Cambridge, Massachusetts, nel 1892. La scienza della logica non è mai riuscita a far ragionare un uomo in maniera corretta e la scienza dell'etica non è mai riuscita a far agire un uomo in maniera corretta. Queste scienze possono solo essere di aiuto per fermarsi e ravvedersi se si inizia a ragionare e a comportarsi in modo sbagliato, per criticare se stessi in modo più articolato dopo che si sono compiuti degli errori. Una scienza pone semplicemente i confini entro cui le regole dell'arte devono cadere, regole che il seguace dell'arte non deve trasgredire. Tuttavia, quella cosa particolare che gli farà in maniera positiva entro questi confini è lasciata esclusivamente a lui stesso. Un messaggio che riporta al centro noi stessi, le nostre istituzioni, le nostre sensibilità e intuizioni, le nostre scelte, le nostre speranze. Spes contra spem, così ci ricorda San Paolo nella lettera ai Romani. Vogliamo continuare a sperare anche quando le circostanze avverse ci indurrebbero a perdere ogni speranza. In questa prospettiva risultano fondamentali
i valori che abbiamo scelto per il piano strategico come base del nostro agire accademico, la generosità dell'impegno personale nutrito dalla passione, il coraggio di innovare, la pazienza e la perseveranza nel costruire una coesione nei percorsi di cambiamento, valori che desideriamo consegnare metaforicamente al futuro lettore come il testimone di una fruttuosa staffetta accademica. L'università può essere il luogo di un comune impegno civile, uno spazio dove le donne e gli uomini del domani maturano competenze, rinnovano energie, costruiscono nuove motivazioni, un contesto dove si genera speranza. Tutto questo non sarà possibile se all'università mancherà un'anima, una comune ispirazione, un sogno, una visione, una passione che coinvolga tutti i collaboratori nel gusto della scoperta, della ricerca, nella costruzione del nuovo, nella soddisfazione di creare qualcosa di proprio, di distintivo, di dare significato alla propria storia e al proprio progetto di vita, a un progetto di una società più giusta e solidale. Nel perseguire questa grande missione, l'Università di Udine rimane una delle strutture chiave della comunità civile e sociale del Friuli. Hic sunt futura. Questi ideali e con rinnovato impegno dichiaro aperto l'anno accademico 2018-19, il 41esimo dalla fondazione dell'Università degli Studi di Udine. Docenti, gentile personale tecnico-amministrativo, cittadini e cittadine, studenti e studentesse. Un albero, il cui tronco si può a malapena abbracciare, nasce da un minuscolo germoglio. Una torre, alta 9 piani, parte da un mucchietto di terra. Un viaggio di 1000 miglia comincia con un solo passo. Una grande università inizia con 125.000 firme, aggiungerei, perché anche il nostro Ateneo nasceva più di 41 anni fa da piccole idee che pian piano sono cresciute e sono diventate quel che oggi noi chiamiamo Università degli Studi di Udine. Migliaia di orme hanno calpestato i corridoi che ogni giorno percorriamo. Migliaia di mani hanno scritto sulle lavagne, preso appunti, ho dato un contributo per costruire la realtà in cui viviamo e operiamo. E se il nostro motto è così incentrato sul futuro, un motivo c'è. Ed è che nelle aule ci incontriamo, dialoghiamo e ci confrontiamo oggi per costruire il domani, studiando quello ieri che ci ha trasformati. Visti i cambiamenti che stiamo attualmente vivendo e che a breve vivremo anche all'interno della nostra università, ho deciso di aprire quest'anno accademico evidenziando le criticità della nostra società e della nostra università in una chiave propositiva. Ascoltate dunque le riflessioni e i suggerimenti che vi propongo con l'intenzione di spingervi ad immaginare un'università ancora migliore e in sinergia con la società che ci circonda. Nella realtà che immagino, l'università è il fulcro della nostra società. Nella realtà che immagino è proprio per l'università che viene speso il maggior numero di risorse, perché si è consci che non vi è ricchezza più grande della cultura e della ricerca. Ricerca e cultura che sono il nutrimento degli atenei e coincidono con il futuro. In tale realtà i centri del sapere sono ancorati ad un finanziamento su base storica, incapace di premiare il miglioramento. In questa realtà il costo del passato non ruba il futuro.
In questa realtà, università è sinonimo di libertà e chiunque può dialogare con chiunque, consapevole che la cultura è prodotta da tutti, donne e uomini, senza distinzione di etnia, età, colore della pelle, condizione sociale e orientamento sessuale. In quel domani vedo la centralità e l'importanza del diritto allo studio, che non si esaurisce in un contributo economico o una casa, ma si inserisce in un contesto più ampio che comprende la serenità di non dover scegliere tra una media mediocre o la possibilità di avere il denaro sufficiente per sopravvivere. Nell'università che vorrei, gli spazi sono a misura dei suoi fruitori. Nelle case dello studente la manutenzione è puntuale. Le aule in cui seguire le lezioni sono ampie, fresche d'estate e calde d'inverno. Le cose più belle dell'università che immagino sono però quelle più piccole, che riguardano i corsi e i dipartimenti. In questo ateneo vi è infatti una così stretta collaborazione tra docenti e studenti che gli uni possono sempre imparare qualcosa in più dagli altri. In questa realtà ogni singolo docente sente giorno per giorno sulle proprie spalle il grande peso della responsabilità educativa di cui è investito. Nell'università che immagino, gli studenti hanno un modo di dire molto particolare quando vogliono spronare un amico ad essere più celere. Sì veloce quanto la registrazione di un voto. In questi corsi il numero di appelli annuali garantiti non è mai inferiore a 6 e all'inizio di ogni anno accademico tutti possono sapere con estrema precisione le date degli iscritti o degli orali che intendono sostenere. In questa realtà gli studenti conoscono il giorno della discussione della propria tesi con largo anticipo, così che anche i fuorisede abbiano la possibilità di organizzarsi e invitare tutti i propri cari a festeggiare un traguardo tanto importante e spesso unico in famiglia. In questi corsi lo studente lavoratore non viene scoraggiato. Per quanto diverso può essere il risultato da lui raggiunto, l'impegno investito è rispettabile quanto quello di chi può evitare di passare le notti tra i tavoli di un ristorante, che è sempre troppo affollato la sera prima di un appello. Queste sono solo alcune delle realtà che vorrei trovare in UniUd nel prossimo futuro. Punti fermi da cui, in quest'anno di cambiamenti, dovremmo provare a partire per continuare a crescere e costruire insieme. Credo fortemente in questa università che, nata dalla volontà popolare, è ben conscia di essere necessaria al territorio e che sa guardare in avanti, gridando a questa regione hic sunt futura. Credo negli individui che la compongono e credo in chi ogni giorno si spende per portarne alto il nome. Ho fiducia in questa università, che in un panorama nazionale in cui capita che gli iscritti siano trattati come dei numeri, è in grado di essere vicina ai suoi studenti e, quando necessario, è capace di rispettarli attraverso il silenzio. Mi fa sentire orgogliosa e a casa questa università, quando ci insegna che è fondamentale perseguire innanzitutto il benessere psicofisico di una persona e ci permette a tal proposito di beneficiare di un'identità alias. Credo nei suoi studenti che amano lamentarsi, ma che poi crescono come uomini e come donne proprio qui dentro. Credo in quei docenti che a loro volta scommettono sui giovani, consapevoli di avere di fronte il futuro e nelle proprie mani la possibilità di contribuire a renderlo migliore. Infine, credo nelle famiglie che in questi anni di crisi economica e di valori scelgono di investire sui propri figli. In questa giornata di festa voglio essere ottimista e scelgo di aver fiducia in tutti coloro che si sforzeranno di vedere un'università non diversa, ma ancor più ricca, ricordandosi che quando uno scopo è chiaro nel proprio pensiero, toccarlo nella forma fisica è solo una questione di tempo. Se questa università del domani sarà possibile, qui ed ora, proprio a Udine, sarà anche grazie alle grandi persone che fino ad oggi hanno saputo guardare al futuro in un dialogo sempre nuovo con noi rappresentanti. Ringraziamo il magnifico rettore Alberto Felice De Toni,
per l'energia che ha investito il suo mandato, per aver fatto di UniUd un posto accogliente e sempre pronto a rispondere con innovazione alle necessità che il futuro mette davanti e al tempo stesso aver mostrato la sensibilità di chi non ha mai dimenticato di essere stato uno studente. Molti sono rettori, il nostro è veramente magnifico. Ringraziamo il direttore generale Massimo Di Silverio per il costante supporto datoci, per averci ascoltati ed essersi dedicato con un'attenzione sempre nuova e pronta alle problematiche evidenziate dalle rappresentanze studentesche. Lo ringraziamo perché nel suo essere una persona profondamente riservata ha dimostrato in più di un'occasione un'umanità ormai rara. Ringraziamo l'ex prorettore vicario Roberto Pinton per aver saputo sempre coniugare le richieste pervenutagli da studenti e studentesse con le esigenze delle molte anime che compongono quest'Ateneo, per non essersi mai sottratto al dibattito e aver davvero saputo costruire ponti laddove molti avrebbero innalzato muri. Ringraziamo le rappresentanze studentesche del Conservatorio di Udine Tomadini, rappresentanze con cui abbiamo coltivato un forte rapporto di amicizia e fiducia. Per conseguire i grandi risultati che hanno contraddistinto questi anni, noi studenti per primi abbiamo compreso la necessità di rappresentare non solo due istituzioni, ma in modo coeso un fronte unico dell'alta formazione friulana. Ringraziamo il personale tecnico, in particolar modo l'area servizi agli studenti, motore pulsante del nostro Ateneo, che con rinnovato impegno ogni anno pensa e realizza progetti per rendere UniUd davvero a misura di studente. Ringraziamo il personale in Ardis con cui siamo riusciti a collaborare e auguriamo un buon inizio alla direttrice, che ha nuovamente aperto le porte del suo studio a studenti e studentesse. Auguro alle nuove rappresentanze studentesche di avere l'entusiasmo, la caparbietà e la saggezza di chi li ha preceduti e a tal proposito ringrazio quei rappresentanti che in questi anni hanno saputo distinguersi per la dedizione e la cura con cui hanno investito il proprio mandato. In particolare ringrazio il nostro ex rappresentante Lorenzo Genna, che è sempre stato un amico e un punto di riferimento. Ringraziamenti ancor più sentiti vanno infine alla nostra ex rappresentante Denise Bruno, che da anni si spende per questa università e per i suoi studenti, che ha fatto di UniUd una missione ed una casa e ha lasciato in eredità all'intera comunità studentesca la possibilità di godere di diritti che da altri non erano stati neppure ipotizzati. Concludendo, ringraziamo infinitamente tutti gli studenti e le studentesse di questa e di ogni università, perché coraggiosamente abbiamo scelto di rendere migliore il domani di altre persone. Buon anno accademico a tutti e a tutte. Magnifico rettore, autorità, comunità universitaria e ospiti tutti. La consuetudine vorrebbe questo intervento incentrato sulla condizione e le attività del personale tecnico-amministrativo e dei lettori, sull'impegno profuso per affrontare le difficoltà che riforme e riorganizzazioni inevitabilmente comportano. Spesso chi è intervenuto in questa occasione ha dovuto denunciare il sottofinanziamento, i tagli, il mancato rinnovo del contratto di lavoro,
la carenza degli organici e altri problemi del sistema universitario o specifici del nostro Ateneo. Quest'anno poco è cambiato e toccherebbe ripetere troppe cose dette in passato. Se invece alziamo lo sguardo e consideriamo cosa sta accadendo nella nostra società, osserviamo inevitabilmente grandi cambiamenti. A dire il vero nulla di improvviso ed inatteso. Segnali sotto traccia si leggevano già da tempo. Nell'ultimo anno però l'accelerazione è stata impressionante. Principi un tempo largamente condivisi e valori su cui si fondano democrazia e convivenza civile sono percepiti da molti come disvalori, distorsioni, intralcio alla libertà e ai diritti individuali. Quello che una volta non si pensava e di sicuro non si diceva, ora viene proclamato senza vergogna. Il dialogo e il dibattito onesto e costruttivo non sembrano più possibili. La storia, presa a pezzi, viene usata come strumento di offesa contro chi esprime un pensiero diverso. E se guardiamo alla scienza le cose non vanno meglio. Un tweet o un post influenzano il pensiero e le scelte di molti più delle conoscenze scientifiche. Troppe persone ormai guardano la scienza con sospetto, come se fosse sempre asservita a interessi nascosti e nocivi. In un momento così difficile, l'università non può rimanere arroccata, sulla difensiva, a lavorare per la propria conservazione. Deve assumersi in pieno la responsabilità che ha verso la società e verso i giovani in particolare. La responsabilità di produrre e diffondere conoscenza per una società migliore, libera, giusta e umana. Una responsabilità condivisa con la scuola e gli enti di ricerca che pure non vivono un momento facile. Una responsabilità che grava anche sulle spalle del personale tecnico e amministrativo, che contribuisce allo sviluppo dell'Ateneo e che opera quotidianamente con figure professionali qualificate, con capacità amministrative, tecniche e gestionali, in grado di supportare le complesse attività di ricerca e didattica. Mantenere e incrementare queste capacità e competenze è importante per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Per questo è necessario che si riconosca la professionalità espressa dai lavoratori e si investa sulla crescita del personale, garantendo opportunità di carriera e di formazione. La piena e proficua collaborazione unisce e avvantaggia l'intera collettività ed è con la cooperazione tra tutte le componenti della comunità accademica che si può continuare a sviluppare e diffondere conoscenza, ricerca e innovazione. Ma quella che stiamo celebrando qui oggi è una festa, anzi un'inaugurazione, e quindi voglio concludere con un augurio. L'augurio che possiamo contribuire tutti a creare e difendere una società migliore, libera, giusta e umana, senza arretrare di un passo, senza renderci a un contesto difficile. Hic sunt futura e quindi hic manebimus optime. Quest'anno abbiamo ricordato con forza e con tanti avvenimenti i 40 anni dell'istituzione di questa università. Sono state fatte tante cerimonie ed è giusto così. Ma oggi vorrei ricordare anche quegli uomini che 40 anni fa, in giro per il nostro Friuli, subito dopo il terremoto, raccoglievano le firme e diffondevano la necessità che il popolo friulano potesse avere un'istituzione universitaria. Oggi qui con noi è presente uno degli uomini più importanti di questo lavoro ed è il notaio Marino Tremonti, che saluto perché è stato con il professor Tarcisio Petracco gli uomini che hanno dato questo risultato importante a tutti noi. Allora è giusto ricordarli ancora, soprattutto chi è ancora con noi e può sentire l'applauso e l'affetto e la riconoscenza che tutti noi dobbiamo a questi grandi uomini. Come anche un grande uomo, l'ha ricordato bene all'inizio il magnifico rettore, il professor Attilio Maseri, che ha voluto dare a questa nostra città, a questa nostra università, il palazzo più bello che abbiamo a Udine. E sarà compito anche dell'amministrazione comunale rendere questo spazio fruibile anche a chi non è studente, a chi non vive nell'università, perché il luogo è centrale e soprattutto raccoglie al suo interno quelle che sono le bellezze anche del territorio friulano attraverso la sua capitale che è Udine. Quindi grazie al magnifico Rettore per le parole che ha indicato nella collaborazione che dovrà avvenire tra il Comune, l'Università e la Regione. Auguri per questo anno accademico
Vive l'Università del Friuli! Magnifico Rettore, autorità, docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo, professor Cassese, porto a voi il saluto del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e aggiungo che l'inaugurazione del 41esimo anno accademico dell'Università degli Studi di Udine svolge a pochi giorni dall'evento corale che abbiamo fatto a Gemona il quarantennale della creazione di alcune delle più importanti istituzioni accademiche e scientifiche del Friuli Venezia Giulia. Proprio il 6 marzo del 78, lo avete ricordato, nel quadro della legge sulla ricostruzione del Friuli terremotato, fu emanato il decreto istitutivo dell'Ateneo di Udine, nato dopo una battaglia popolare e democratica durata oltre un decennio e culminata con la raccolta delle 125.000 firme da parte del Comitato per l'Università Friulana. Il decreto 102 si inserì con tutta la sua lungimiranza, offrendo alla Regione tutta, nel suo insieme, ulteriori strumenti per crescere e affermare la propria vocazione internazionale. Lo abbiamo già ricordato, investendo soprattutto in cultura e conoscenza. Tra tutte le 5 realtà che hanno celebrato assieme a Gemona il quarantennale, l'Università di Udine ha una peculiare missione, una vocazione universale ma anche fortemente radicata alla propria comunità di riferimento. Tale missione si misura oggi con un contesto economico, sociale e culturale che necessita di particolare slancio, ma credo anche e soprattutto di analisi e di capacità di immaginare quegli scenari futuri che davanti a tutti noi si proporranno. La Regione Friuli Venezia Giulia è sempre stata vicina all'università, ne ha sempre stimolato le azioni, l'ha sostenuta in maniera importante in tutti i percorsi che riguardano il diritto allo studio, sapendo nel corso degli anni investire, programmare, dare servizi, residenze, mense, spazi che fossero destinati ai docenti e che fossero destinati agli studenti anche in tutti i loro percorsi di crescita che riguardano ad esempio tutti i percorsi di mobilità. La Regione è convinta che le competenze del nostro sistema universitario siano il motore per favorire la coesione sociale e per migliorare la qualità della vita dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. L'auspicio è che il modello federativo avviato nel 2012 si consolidi sempre più, facendo maturare e incentivare ulteriori collaborazioni e intese territoriali tra le università e i conservatori, migliorando il rapporto con le imprese e aggiungerei con tutti i corpi della nostra società per creare ricchezza a favore della comunità del Friuli Venezia Giulia. Non credo, anzi credo che la Regione Friuli Venezia Giulia sia stata anticipatrice 10 anni fa di quello che è il percorso che solo oggi la Regione Veneto sta iniziando. È un dato importante di un sistema di alta formazione che in questi anni ha già fatto passi da gigante e che credo, e sono certa, anche con i nuovi vertici dell'università proseguirà. Richiamando le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, espresse in occasione del 40° anno accademico, guardare al futuro è la scommessa per il nostro Paese. E in questa scommessa, disse Mattarella, le università sono avanguardia, decisiva e fondamentale. Ecco, questo è l'augurio che in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia faccio all'Ateneo di Udine, quello di continuare sulla strada della sobrietà e del rigore, della visione che l'ha portato in 40 anni a raggiungere le vette del sistema universitario nazionale, dell'eccellenza, della didattica e della ricerca, per continuare a essere, ma soprattutto per essere architrave dello sviluppo, e mi riferisco al suo intervento prima, magnifico Rettore, architrave dello sviluppo di tutta la comunità del Friuli Venezia Giulia. Grazie. Invitiamo ora il dottor Coccolo a ritirare il riconoscimento che l'Università degli Studi di Udine ha voluto conferire al professor Attilio Maseri.
professor Masri oggi non può essere presente, allora noi diamo questo riconoscimento dove gli attribuiamo il titolo di benemerito dell'università. Come vi ho anticipato, il palazzo si chiamerà Palazzo Antonini Masri, ci aveva già donato nel 2013 la biblioteca, è un esempio, penso, per tutti noi ed è anche di auspicio per l'università pubblica, perché diventa un luogo dove possono contribuire anche imprese e benefattori. Io però la parola, darei il microfono un attimo al dottor Coccolo, perché ha avuto un ruolo fondamentale sia nell'operazione della biblioteca ma anche nell'operazione del Palladio, e quindi anche in rappresentanza del professor Masri ci deve dire una parola. Prego. Non so cosa dirvi, credo di aver fatto solamente quello che dovevo fare, perché, tra parentesi, i primi 2 autori sono stati miei insegnanti. Esatto, poi ho conosciuto tutti voi e devo dire la verità che meritavate un modesto appoggio come l'ho dato io. Bene, grazie. Sono 193 gli Stati-nazione che aderiscono all'Organizzazione delle Nazioni Unite e una decina nel mondo le organizzazioni internazionali regionali, per esempio l'Unione Europea, il Mercosur, l'ASEAN nel sud-est asiatico, e circa 2000 i sistemi regolatori globali che si interessano di settori come il lavoro, il commercio, la sanità, l'ambiente, internet, i rifiuti nucleari, l'agricoltura. 120 di questi hanno dei propri tribunali, delle proprie corti che risolvono i conflitti internazionali. E sono 60.000, secondo le statistiche dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, le organizzazioni non governative. Ora, come si spiega questa straordinaria crescita avvenuta nell'arco di 30 anni, 40 anni? Come si spiega questa straordinaria crescita di poteri pubblici al di sopra, al di là dello Stato? E quali effetti produce questa crescita? Ecco, sono queste le 2 domande alle quali vorrei tentare di rispondere oggi nei 20 minuti che il Rettore mi concede per queste mie riflessioni. La prima domanda è: perché crescono altri poteri pubblici al di sopra dello Stato? Perché non siamo contenti, di essere soltanto governati dagli Stati nazionali? Io proverò a dare una risposta a questa domanda mettendo l'accento su 3 aspetti, 3 dei molti aspetti che danno ragione di questa crescita. Il primo è la crescente interdipendenza delle nazioni. Il secondo è la necessità che esse hanno di collaborare e il terzo è la crescente mobilità di merci, servizi e persone. La crescente interdipendenza degli Stati. Pensate un momento a quello che sta accadendo in questi giorni, che abbiamo letto in questi giorni sui giornali. Il Presidente degli Stati Uniti ha imposto dei dazi sull'importazione di prodotti di acciaio negli Stati Uniti. Questo colpisce prevalentemente la produzione d'acciaio da parte della Cina. La produzione cinese di acciaio si rivolgerà agli altri mercati e in modo particolare al mercato europeo.
quell'azione che era concepita come un'azione unilaterale degli Stati Uniti verso la Cina si riflette immediatamente in altre parti del mondo. Prendete un secondo esempio. Come forse voi sapete, avendo letto i giornali, gli Stati Uniti hanno deciso di rompere il fronte di tutti i paesi per introdurre sanzioni nei confronti dell'Iran a causa dello sviluppo del nucleare iraniano a scopo militare, e a questo scopo ha introdotto delle sanzioni nei confronti degli importatori. Però queste sanzioni hanno quello che si dice nel diritto internazionale un effetto extraterritoriale. Non si riferiscono soltanto a quelli che cerchino di importare in Iran delle merci che possono servire alla produzione del nucleare a scopo militare, ma anche ad altri. Tant'è vero che la Daimler, che è un'azienda che non si interessa del settore nucleare, ha immediatamente rotto i contratti che valevano miliardi di euro con l'Iran. Ancora una volta, un'iniziativa che era unilaterale ha un effetto a catena che diventa multilaterale. E questo produce un effetto importante, cioè ogni paese deve tener conto, deve tenere d'occhio quello che fanno altri paesi per capire gli effetti delle triangolazioni che si vengono a verificare. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che noi abbiamo sempre di più nel mondo dei problemi globali, e a un problema globale non si può che trovare una soluzione globale. Pensate ad esempio, gli Stati Uniti, i servizi segreti degli Stati Uniti segnalano l'esistenza di una persona sospetta di terrorismo globale. Questa persona è nata in Somalia, è cittadino svedese e vive in un piccolo paese della Svezia. Potrebbero gli Stati Uniti, le forze di polizia degli Stati Uniti, operare su un terreno che non è proprio degli Stati Uniti, fuori dell'ambito della propria giurisdizione? Certamente no. E allora che cosa è necessario? Mettere in piedi un meccanismo che esiste, un meccanismo molto complesso, di segnalazione che, operando attraverso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Comitato Sanzioni delle Nazioni Unite, consente agli Stati nazionali di collaborare con altri Stati in modo da, come dire, esportare, ampliare il proprio ambito di azione al di là del territorio nazionale. E la stessa cosa potremmo ripetere per il global warming, per quel fenomeno che tutti subiamo, cioè del riscaldamento del pianeta. Potrebbe un singolo Stato nazionale combattere un problema che riguarda tutto il pianeta? Anche qui c'è bisogno di una collaborazione. Vi citerò un terzo esempio per farvi sorridere. Potrebbe un paese come il Giappone, che è molto interessato per via delle loro abitudini culinarie, è interessato alla sopravvivenza di alcune specie marine, il tonno in particolare, potrebbero assicurarsi la sopravvivenza di questa specie, considerato che il tonno è una di quelle specie marine che vengono chiamate altamente migratorie. Cioè, se loro provvedessero, dato che il tonno poi va via della zona marittima controllata dal Giappone, non servirebbe a nulla l'azione del Giappone, e quindi è necessario che il Giappone si metta d'accordo con altri soggetti. Ecco, vedete la seconda spinta alla globalizzazione. Gli Stati hanno bisogno di collaborare con altri Stati e attraverso l'azione di collaborazione con altri Stati, in qualche modo la loro azione diventa più importante di quella che era prima. E poi ritornerò su questo punto e su ciò che ne consegue. Grazie. Il terzo elemento, il terzo fattore che spinge nel senso della crescita della globalizzazione
deriva dalla crescita dei movimenti di merci e di persone. Il commercio mondiale è passato in termini di valore, in termini di dollari, da 11.000 miliardi di dollari a 15.000 miliardi di dollari in un decennio. E solo nell'anno dal 2016 al 2017 è cresciuto del 10,6%. Secondo l'IATA, che è l'associazione delle compagnie di navigazione aerea, secondo l'IATA nel corso dell'ultimo anno 1.600 milioni di persone hanno varcato con trasporto aereo le frontiere nazionali. Quindi, considerato che nel mondo siamo 7 miliardi e 300 milioni circa, una parte cospicua di persone si è trasferita. Secondo le statistiche dell'ONU, nel 1990 vi erano 154 milioni di migranti che sono oggi diventati 250 milioni di migranti. Ecco, vedete, sono 3 spinte che inducono a uno sviluppo della globalizzazione e quindi a uno sviluppo di quest'area di poteri pubblici che sta al di là dello Stato. Ecco, quali sono gli effetti sugli Stati di questo sviluppo delle organizzazioni di vario genere, veramente globali, interamente globali e invece sovranazionali nel senso di regionali, sugli Stati? Primo effetto, un effetto che direi di frammentazione e di interpenetrazione. Vi faccio anche qui degli esempi. Noi abbiamo in quasi tutti i paesi delle autorità nazionali a tutela della concorrenza, l'antitrust come si dice in Italia. Ecco, queste sono legate in un'organizzazione che si chiama International Competition Network. Abbiamo in quasi tutti gli Stati delle organizzazioni che si interessano del controllo della borsa e dei mercati azionari, la Consob in Italia, la SEC negli Stati Uniti. Abbiamo in tutti i paesi delle autorità che governano la moneta. Queste organizzazioni creano delle organizzazioni sovranazionali. Per esempio, le autorità che governano la moneta hanno creato la Basel Committee, Commissione di Basilea si chiama. La Commissione di Basilea è un organismo fondamentale. Tutte le banche del mondo seguono gli standard della Commissione di Basilea. Avrete letto 1000 volte sui giornali Basilea 2, Basilea 3. Queste sono delle norme che loro stabiliscono sul rapporto tra, per esempio, tra depositi e crediti delle banche, tra operazioni attive e passive delle banche. E ci si può chiedere a questo punto, ma questi organi sono più organi degli Stati o sono più organi delle reti sovrastatali di cui essi fanno parte? Capite chiaramente la tensione che si viene a creare. Vi sono organi nazionali che sono parte di uno Stato, ma nello stesso tempo fanno parte di una rete sovrastatale e debbono seguire le indicazioni che derivano dagli Stati, ma debbono anche rispondere ai criteri e agli standard che vengono definiti a livello sovranazionale. Il secondo effetto è quello che è stato chiamato con un'espressione così come immaginifica, statalità fluida. Ecco, cambiano elementi fondamentali degli Stati. Gli Stati che cosa sono costituiti? Da un territorio, da un potere, la sovranità e da una comunità, da un popolo. E cambiano tutti e 3 questi elementi. Pensate, Stati come l'Australia o gli Stati Uniti d'America hanno 2 tipi di frontiere, le frontiere fisiche, ma hanno anche un'altra frontiera che è arretrata addirittura di 100 miglia rispetto alla frontiera fisica, che è una frontiera legale
e che serve a trattare gli immigrati nello stesso modo in cui verrebbero trattati se fossero colti sulla frontiera fisica, quindi per esempio a privarli dei diritti che discendono dallo rule of law. È un accorgimento che seguono gli Stati Uniti e l'Australia, probabilmente illegittimo dal punto di vista internazionale, ma che spinge gli Stati a, come dire, manipolare le loro frontiere per poter tenere sotto controllo maggiormente l'immigrazione irregolare. La sovranità. La maggior parte delle espressioni dei giuristi ormai dice che la sovranità è condivisa. Ora, sapete, se si dice che la sovranità è condivisa, si dà luogo a un ossimoro, perché se è sovranità non può essere condivisa, se è condivisa non può essere sovranità. Ma sovranità condivisa indica un elemento di limitazione della sovranità, cioè stati che si autolimitano nello stabilire degli accordi con altri stati. E poi lo Stato è infine un popolo. Ma il popolo da chi è composto? Dai cittadini. Ma chi sono i cittadini? Sono solamente coloro che sono nati su quel territorio o sono anche persone che sono nate su altri territori? Pensate alla situazione in cui ci troviamo noi in Italia. Noi riconosciamo diritti sociali, diritti di libertà, tutti i diritti previsti dalla Costituzione a persone che non siano cittadini ma siano regolarmente immigrati nel nostro paese. Però non riconosciamo una parte di quei diritti che sono previsti dalla Costituzione e che chiamiamo diritti politici. Anche qui, vedete, c'è una differenziazione. Sono parte della comunità o non sono parte della comunità? Perché, essendo parte della comunità, non godono di tutti i diritti? Questo è un altro dei grandi problemi che abbiamo davanti, che registra l'asimmetria e quindi la problematica che deriva dalla globalizzazione per gli Stati, i quali cambiano anche, come dire, le loro figure geometriche, se mi consentite di adoperare questa espressione. Una volta lo Stato era una struttura gerarchica, no? C'era una sovraordinazione, una sottoordinazione, una supremazia e il potere derivava da una fonte che era collocata al di sopra di tutto. Oggi gli Stati sono sempre più una rete e una rete non ha la figura geometrica della piramide e nella rete gli Stati sono tenuti a dar conto ad altri. Quando si discute in Italia del problema dell'ammontare del debito, e sappiamo che il Ministro dell'Economia e delle Finanze deve recarsi a Bruxelles a spiegare qual è l'ammontare del deficit e del debito. Che cosa diciamo in sostanza? Che c'è quella che gli americani chiamano, degli studiosi americani hanno chiamato una horizontal accountability, cioè un render conto orizzontale. Quindi accanto al concetto di democrazia, dei poteri pubblici che debbono render conto a un popolo, a una comunità, c'è qualcosa di più complesso. Ci sono dei poteri pubblici che hanno stipulato degli accordi con altri poteri pubblici nazionali e debbono reciprocamente dar conto di quello che fanno, perché altrimenti se noi non rispondessimo sul deficit e sul debito all'Unione Europea, l'Unione Europea non avrebbe titolo di chiedere all'Ungheria e alla Polonia di rispettare alcune regole che noi vogliamo che l'Ungheria e la Polonia rispettino: l'indipendenza della magistratura, la libertà di religione che viene violata secondo l'ultima risoluzione del Parlamento europeo in Ungheria e così via. Vedete questa rete di reciproche responsabilità che si vengono a stabilire tra gli ordinamenti nazionali. E poi c'è un processo
che è stato segnalato per primo da Harry Kissinger, cioè da uno dei più grandi studiosi che per qualche periodo di tempo è stato anche, ha avuto delle cariche importanti negli Stati Uniti d'America. Harry Kissinger ha notato già da qualche anno che c'è un processo di riaggregazione. Gli Stati potrebbero far sentire la loro voce nel mondo internazionale rispetto a giganti come la Cina, l'India, alcuni paesi dell'Africa, gli Stati Uniti d'America, e quindi la necessità di creare delle aggregazioni di tipo regionale, dove regione naturalmente vuol dire vuol dire l'Europa, vuol dire il Sud America, vuol dire il Sud-Est asiatico, e quindi un processo di aggregazione non globale questa volta, ma un processo di aggregazione regionale. E infine tutto questo conduce ad un fatto che qui voglio ricordare, perché siamo in un'università, a un fatto che attiene alla scienza. Ora, la scienza del diritto pubblico e la scienza della politica hanno sostanzialmente mitizzato la figura dello Stato, ma lo Stato-nazione innanzitutto, lo Stato-nazione è un prodotto di pochi secoli, da 2 a 5 secoli di storia, e la forza dello Stato, la forza scientifica, la forza culturale dello Stato è stata tanto importante che ha improntato di sé tutta la vicenda precedente. Pensateci, noi diciamo oggi le città-stato dell'antica Grecia, ma provate a rileggere l'Iliade. Se voi rileggete l'Iliade, vi rendete conto che Micene non era una città-stato, non ricorrevano in questo caso le caratteristiche proprie dello Stato, era un altro potere pubblico. Ora, questa modificazione degli Stati nel mondo moderno, in vista della globalizzazione, in presenza della globalizzazione, ci spinge a ricostruire e a ritrovare un passato che noi stessi abbiamo negato. Per esempio, un grande passato che ha riguardato una buona parte dell'Italia, il passato degli imperi. Nel mondo ci sono stati l'impero austro-ungarico, quello spagnolo, quello ottomano, quello britannico. Questi non erano stati. Nell'impero austro-ungarico si parlavano più lingue, e mentre un grande studioso francese, un grande studioso della storia del cristianesimo, tra l'altro Ernest Renan, dice che cos'è una nazione. Innanzitutto è una lingua, no? Una nazione è innanzitutto una lingua, e quindi non è una nazione un potere pubblico nel quale si tollera l'esistenza di una pluralità di lingue. Quindi questo processo di cambiamento sta inducendo anche la cultura a rivedere dei modelli che risalgono poi a Hegel, che risalgono quindi alla grande storia culturale della Germania, che ha influenzato tutto il mondo e che ha costruito il modello dello Stato. Vorrei concludere con una piccola riflessione che, come dire, rappresenta anche una conclusione. Noi correntemente oggi contrapponiamo sovranismo e globalizzazione, e se voi leggete i giornali troverete questa contrapposizione continua, no? Emerge un fenomeno che chiamiamo sovranismo, cioè sottolineare la sovranità degli Stati, che una volta si chiamava nazionalismo, e questo si contrappone a una tendenza che invece è stata dominante nell'ultimo quarto di secolo sostanzialmente, che era quello della globalizzazione. Ora, io penso che questi non siano due fatti contrapposti. Come ho cercato d'altra parte già di spiegare proprio all'inizio di questa breve riflessione, questi non sono due fatti contrapposti. Pensate soltanto alla posizione, in questo momento alla posizione del nostro Paese su questo argomento. Riflettete un momento su questo aspetto.
Il nostro Paese ha preso ufficialmente una posizione di relativa chiusura nei confronti dell'immigrazione, relativa perché naturalmente rispetterà le regole attinenti all'accettazione dei rifugiati che abbiano diritto d'asilo, perché è previsto sia dalle convenzioni internazionali sia dalla Costituzione italiana, ma rifiuterà gli migranti cosiddetti economici, cioè quelli che non fuggono da paesi nei quali non si garantiscono gli stessi diritti che si garantiscono in Italia, così dice un articolo della nostra Costituzione. Nello stesso tempo, e quindi la conclusione qual è? L'Italia ha sposato una tesi sovranistica. Però nello stesso tempo la posizione ufficiale del nostro Paese è quella di richiedere all'Unione Europea di provvedere alla cosiddetta relocation, cioè alla ricollocazione sui territori nazionali degli immigrati che si trovano sul territorio nazionale italiano. Questo richiede una potente autorità dell'Unione Europea che abbia il potere di dire: questo gruppo di siriani andrà in Svezia, questo gruppo di libici andrà in Francia e così via. Cioè un'autorità che abbia il potere di dislocare le persone sul territorio. Allora, se voi ci pensate bene, noi nello stesso tempo siamo sovranisti, ma siamo anche globalizzatori, perché noi stiamo semplicemente richiedendo che vi sia un'autorità sovranazionale, che è l'unica autorità che potrebbe realizzare un trasferimento coattivo di questo tipo, perché nessuna autorità nazionale si potrebbe permettere di stabilire un trasferimento di questo tipo. E quindi la mia conclusione è semplice. Il moto globalizzatore, cioè voglio dire la costruzione di poteri oltre gli Stati, non si arresta. Ciò non vuol dire però che gli Stati scompaiano. Vuol dire che gli Stati sono presi in una duplice tensione. Da un lato estendono la propria azione, dall'altro invece sono sempre più condizionati da quei poteri pubblici che essi stessi hanno convenienza ad istituire. Grazie. Regione ed enti locali, nella prospettiva del diritto pubblico, sono forme di decentramento territoriale del potere e quindi anch'esse vanno inquadrate tenendo presente le caratteristiche di quel costituzionalismo cosiddetto multilivello che è stato poc'anzi magistralmente illustrato e che caratterizzano oggi lo spazio giuridico europeo. Caratteristiche che ci impongono di tenere presente alcuni dati ineludibili. Il primo dato è che non è più concepibile oggi uno Stato nazionale accentratore, e questo perché proprio il contesto sovranazionale in cui oggi noi viviamo lo ha da tempo ridimensionato. Lo Stato ha ad essere un singolo anello, seppure molto importante, di una catena ben più lunga di governo dei mercati, dell'economia, della società. Il secondo dato che dobbiamo considerare è che se le dinamiche di integrazione globale sembrava in un primo momento avessero cancellato la dimensione territoriale, ora inducono un processo inverso, cioè di riscoperta del territorio e della sua funzione quasi infungibile di supporto ai processi di sviluppo e di ricomposizione anche di un senso di appartenenza identitaria. Quindi l'erosione di quella sovranità statale di cui abbiamo sentito parlare poc'anzi si percepisce anche nella prospettiva interna degli Stati nazionali e di per sé spingerebbe verso nuove forme di decentramento del potere che però sappiamo negli ultimi tempi si sono scontrati con tendenze opposte, determinate dalla reazione degli organi centrali degli Stati a crisi socio-economiche che hanno una portata globale.
E tutto questo rende necessario un ripensamento dello Stato nella sua essenza concettuale, in particolare cercando di sistematizzare, di ordinare quella complessa rete di sistemi di governo che caratterizza oggi il costituzionalismo europeo anche all'interno degli Stati nazionali. Ed è questa una complessità che ritroviamo peraltro anche all'interno del nostro Paese, che riflette proprio la crisi di quell'idea di cui si parlava poco fa, cioè che un ente territoriale possa essere identificato per il fatto di esercitare un potere di governo su un territorio e su una comunità ben definiti e ben delimitati. Ora, questa perfetta corrispondenza sappiamo che oggi è sempre più labile a causa di fattori noti, la globalizzazione della società e dell'economia, la competitività tra i territori, la mobilità sempre più facile e veloce, i nuovi mezzi di comunicazione, con quali conseguenze sui rapporti tra territori e potere all'interno degli Stati nazionali. La conseguenza è che quasi nessuno dei confini che oggi hanno le istituzioni territoriali appare idoneo a consentire un adeguato esercizio delle istituzioni, delle funzioni proprie di quel livello istituzionale. Cioè, detto in altri termini, buona parte dei problemi oggi tipici dell'agenda di un sindaco, di un presidente di regione, di un presidente di provincia, non possono essere risolti solamente sulla base delle decisioni della corrispondente istituzione, ma dipendono anche dalle scelte fatte da altre istituzioni con le quali necessariamente si devono interrelare. Questo è oggi il volto della cosiddetta governance, cioè un modo d'essere dei processi decisionali che è alternativo o comunque che è più ampio e più complesso rispetto ai modelli decisionali del government istituzionalmente inteso. E questo ovviamente provoca delle ripercussioni. Ripercussioni innanzitutto sui profili organizzativi e funzionali delle istituzioni territoriali, che infatti sono sempre alla ricerca di nuovi assetti organizzativi. Pensiamo per esempio al recente accorpamento delle regioni in Francia, o per restare in Italia a quel dibattito che ciclicamente si riapre sull'opportunità di creare le macroregioni, oppure ancora alle tormentate vicende del livello di governo provinciale, alle sperimentazioni di diverse forme di cooperazione intermunicipale. Ma le ripercussioni si apprezzano anche in un'altra prospettiva, cioè quella del rapporto tra rappresentanza e responsabilità politica. Rapporto che in taluni casi sembra diventare più labile, in altri casi invece ancora più stretto. Penso da una parte per esempio alla legislazione italiana che ha eliminato l'elezione diretta degli organi di governo provinciale, penso dall'altro su scala europea al diffondersi degli strumenti di democrazia diretta e degli strumenti di democrazia partecipativa. E tutto questo in nome dell'esigenza di ripensare anche la rappresentanza in maniera funzionale alla complessità, che in effetti ha messo in luce un problema di rappresentatività delle istituzioni. Ma per quanto riguarda regioni ed enti locali, queste ripercussioni si apprezzano e giungono a lambire addirittura la legittimazione della loro autonomia e quindi in definitiva la loro stessa ragion d'essere. E penso alle affermazioni apodittiche del recente passato per cui l'autonomia si giustificherebbe solo se rispondente a criteri di economicità. Allora, definire il ruolo che regioni ed enti locali oggi possono assumere significa preliminarmente interrogarsi su quale sia oggi il fondamento della loro legittimità. E per fare questo allora può essere utile capire perché i modelli finora elaborati si sono rivelati, quale più, quale meno, ma comunque tutti inidonei a fare fronte alle nuove esigenze della complessità che dobbiamo ormai considerare un fattore connaturato alla dimensione delle istituzioni. E si capisce allora perché alcuni modelli hanno fallito. Ha fallito il modello dell'ente ordinamento, tutto chiuso in se stesso e che fa della funzione regolatoria la sua funzione principale. E questo perché sappiamo che oggi
la funzione regolatoria non è l'unica e probabilmente non la più importante, perché le politiche pubbliche di sviluppo e di welfare solo in parte sono decise con la produzione di regole, ma anche il modello cosiddetto dell'ente azienda ha mostrato i suoi limiti, soprattutto nella misura in cui si pretende di applicare alla pubblica amministrazione dei meccanismi di programmazione e di contabilità che finiscono per irrigidire ancora di più il funzionamento dell'ente, che è impreparato a reagire ad eventi esterni imprevedibili. E allora forse il modello che più di tutti consente di rappresentare la condizione, potremmo dire, postmoderna dell'autonomia è il modello dell'ente sistema. L'ente sistema che fonda il proprio agire partendo dal presupposto che non vi sia più corrispondenza esatta tra rappresentanza politica e territorio, che nessuno dei problemi del territorio sia risolvibile solo agendo all'interno dei propri confini e che le proprie funzioni possano essere adeguatamente esercitate solo facendo sistema con altri soggetti istituzionali, con altri territori e con altre rappresentanze. Quindi in realtà regione ed enti locali già oggi sono una sorta di compendio di questi modelli. Si tratta ora di adeguare gli strumenti di azione di cui dispongono a queste esigenze di relazionalità. Però questo implica la necessità, in qualche modo, di ripartire dalle fondamenta. E da questo punto di vista può essere comprensibile comunque già sin d'ora il salto di qualità che questa impostazione consente di fare. Perché se ragioniamo in termini di ente sistema, le problematiche che oggi il rapporto tra territori e poteri pone non si risolvono più allora inseguendo il mito funzionalista, pensando di dover a tutti i costi modificare i confini degli enti territoriali, fondendoli o accorpandoli forzosamente. Non si risolvono queste problematiche snaturando la rappresentanza di un ente da diretta ad indiretta, ma questi problemi si affrontano dotando gli enti territoriali di strumenti che per l'appunto ne favoriscano l'interazione. Questo però, dicevo, implica la necessità di ripartire dalle fondamenta, cioè dalla ricostruzione dell'idea che una collettività ha di sé, perché questo è un presupposto indispensabile per costruire qualunque tipo di visione sistemico-relazionale. Perché solo dalla percezione che una comunità ha delle proprie peculiarità, che può partire l'innervatura di un sistema di rappresentanza, di un sistema istituzionale che sia in grado poi di elaborare politiche pubbliche tarate sulle esigenze di quella comunità e sia in grado poi di perseguirle anche agendo in questa prospettiva relazionale anche in sistemi di governance complessi. E allora il decentramento, così concepito, diviene conseguenza necessaria delle diversità tra le collettività che compongono ogni comunità nazionale. L'autonomia diviene lo strumento necessario per governare queste diversità e le istituzioni dell'autonomia divengono naturalmente il tramite tra il potere pubblico, il territorio e la comunità generale. Questo oggi è il fondamento dell'autonomia territoriale da cui partire per identificare il ruolo di regioni ed enti locali. Quanto appena detto evidentemente rende necessario innanzitutto ripensare in maniera coraggiosa il rapporto tra Stato e regioni. E questo ripensamento va fatto secondo schemi relazionali dinamici, cioè modificabili, con correzioni, con adattamenti, che dipendano sì dal naturale evolversi del contesto sociale, del contesto economico, ma che dipendano soprattutto dalla reale capacità di governo dimostrata da ciascuna istituzione, che si misura in termini di qualità delle politiche pubbliche. Da questo punto di vista l'analisi comparata può fornire utili argomenti di riflessione. Innanzitutto essa dimostra come tutti i fenomeni di decentramento del potere abbiano un carattere necessariamente dinamico, cioè di processo,
e vengono innescati infatti da forze che in un dato momento storico possono spingere verso un maggiore accentramento o verso un maggiore decentramento. In secondo luogo, sempre dalla comparazione si ricava come sia del tutto fisiologica l'individuazione anche all'interno di ordinamenti decentrati di forme territorialmente differenziate di autonomia, le cui ragioni giustificatrici si radicano per l'appunto nelle peculiarità di ciascuna realtà locale. Pensiamo per esempio al regionalismo spagnolo, strutturalmente asimmetrico, agli esiti differenziati del processo devolutivo nel Regno Unito e così via. Cioè, in sostanza, il dato comparato ci dimostra chiaramente come unità di un ordinamento non sia affatto sinonimo di uniformità della disciplina al proprio interno. E per queste ragioni la dottrina giuspubblicistica innanzitutto deve porsi l'obiettivo di elaborare un modello di regionalismo nuovo, cioè che sia naturalmente differenziato ma anche a geometria dinamicamente variabile e in cui si innestino di conseguenza dei fenomeni di competitività virtuosa tra i territori. Ora, nel nostro ordinamento sappiamo che elementi di asimmetria consolidata già ci sono e altri se ne potrebbero peraltro aggiungere. Per il primo aspetto mi riferisco ovviamente all'esistenza delle regioni a statuto speciale, che non sono corpi estranei all'ordinamento giuridico statale. L'autonomia speciale è infatti un elemento costitutivo e distintivo della nostra forma di Stato regionale. E dal punto di vista dei modelli, proprio le autonomie speciali possono fornire elementi di studio utili per concretizzare il figurino dell'ente sistema. Se si considera che, per esempio, la Corte Costituzionale ha affermato ormai più volte che il significato più profondo della specialità va individuato proprio nella cooperazione paritetica tra Stato e autonomie speciali nella gestione dei rispettivi rapporti, valorizzando quindi l'emersione di quei momenti di raccordo Stato-Regione che fanno perno sul metodo negoziale, metodo che non a caso si ritrova in alcuni momenti essenziali per la vita dell'autonomia speciale: attuazione dello Statuto, definizione dei rapporti finanziari con lo Stato. Il secondo riferimento alla simmetria che facevo, questa volta ancora allo stato potenziale, come è intuibile, è al meccanismo di cui all'articolo 116,3 della Costituzione, che consente per le regioni ordinarie la realizzazione di un sistema regionale differenziato in base a una valutazione politica che ciascuna regione può fare in merito alla propria capacità di assumersi ulteriori funzioni di governo. Un meccanismo quindi che concretizza la logica della differenziazione come proiezione delle diversità che oggettivamente caratterizzano ciascun territorio, perché l'innesco di questo meccanismo e fino a un certo punto anche il suo esito dipendono dalla vocazione all'autogoverno che queste regioni sapranno o non sapranno dimostrare. Vocazione che dipende certo dall'efficienza economica, che è imprescindibile, ma che dipende anche da altri fattori: il radicamento identitario, la qualità del capitale sociale, le pregresse esperienze di governo, la partecipazione civica, in sintesi dalla cultura dell'autonomia che le regioni sapranno esprimere. Ora, a fronte di questi elementi, che probabilmente in futuro saranno sempre più significativi per la differenziazione delle nostre realtà regionali, è chiaro che il paradigma dell'uniformità normativa e di indirizzo, che sinora lo Stato ha tendenzialmente praticato, diventa sempre più inservibile. Ed è quindi necessario intervenire sull'organizzazione e sul funzionamento dell'apparato statale in una prospettiva coerente con la logica della differenziazione, mediante la creazione di sedi istituzionali e di procedimenti di raccordo, di cooperazione, sia multilaterali che bilaterali, che consentano proprio la partecipazione regionale alla definizione dell'interesse unitario secondo il paradigma dell'ente sistema. E tra l'altro queste forme di partecipazione poi
si rivelano benefiche, in definitiva, anche per la stessa comunità nazionale, perlomeno da un duplice punto di vista. Primo, in virtù dei processi emulativi che possono innescare in altre regioni. E secondo, e questo è bene sottolinearlo, consentendo allo Stato di dare contenuti più precisi alle sue politiche distributive e soprattutto perequative, valutando le gestioni in base ai risultati ottenuti con le risorse trasferite. Venendo ora al livello di governo locale, questo è quello in cui si manifesta con maggiore evidenza il venir meno della corrispondenza tra rappresentanza politica elettiva e dimensione personale e territoriale degli interessi da tutelare. E quindi il terreno su cui più volte il legislatore, non solo italiano, è intervenuto nel corso del tempo. Non bisogna infatti dimenticare che problemi come la frammentazione comunale, la configurazione del governo di area vasta non sono problemi nuovi e sono problemi che tradizionalmente nel panorama comparato sono stati risolti attraverso processi di fusione e attraverso gli strumenti di cooperazione intercomunale, questi ultimi a volte anche utilizzati in funzione alternativa al governo di area vasta. E si tratta di strumenti che hanno evidentemente avuto rese diverse a seconda dei contesti in cui sono stati applicati. Mi limito a fare qualche esempio. In Francia come in Italia le fusioni non hanno mai dato risultati utili. Viceversa in Germania e nel Regno Unito sì. Le forme di cooperazione intermunicipale in Germania sono abbastanza diffuse, ma sono un'eccezione alla regola, perché il principio di autonomia comunale è garantito dalla legge fondamentale come parte del principio democratico. Viceversa, la Francia conosce invece una fitta rete di intermunicipalità e quelle più strutturate tendono proprio a creare una maggiore coesione politica tra comuni, volta a superare o comunque a ridimensionare molto il livello di governo intermedio. In Italia sappiamo che frammentazione istituzionale e uniformità di ordinamento sono le caratteristiche originarie dell'impianto del governo locale, che però si sono ovviamente dimostrate inadeguate alle esigenze delle comunità e quindi anche da noi il legislatore è spesso intervenuto, sino ad arrivare alla più recente stagione riformatrice, la cui attuazione procede in modo abbastanza incerto e comunque ancora condizionato dalla crisi economico-finanziaria. Perché questa, al di là degli effetti materiali che ha prodotto, ha favorito soprattutto un clima culturale che si è inevitabilmente riflesso nei processi di normazione e quindi nei processi riformatori, che spesso ha indotto da parte del legislatore ad adottare soluzioni unilaterali ad elevato tasso di tecnocraticità, e questo a scapito della partecipazione e a scapito della promozione di un rinnovamento della cultura amministrativa. Sul fronte degli amministratori e degli enti locali, a volte sono state assunte posizioni caratterizzate invece quasi per reazione da una resistenza irrazionale alle innovazioni. Quindi in sintesi una situazione di stallo che è necessario superare ripartendo proprio dal dato che sopra evidenziavo, cioè dal fatto che l'attuale quadro costituzionale ci presenta un ordinamento di tipo policentrico e multilivello, costituito da una pluralità di enti che, come si ricordava poc'anzi, non devono relazionarsi tra loro in un'ottica gerarchica, ma in una prospettiva, ancora una volta, di rete. E l'esperienza comparata infatti insegna questo, cioè insegna che un ordinamento a struttura decentrata in cui funzioni di indirizzo, legislative o programmatorie, e funzioni di esecuzione, cioè amministrative, siano tagliate orizzontalmente, richiede per forza una collaborazione tra enti. Quali sono le conseguenze di questa impostazione? Primo, che nessun sistema può razionalmente intraprendere un processo di decentramento senza pensare di intervenire sul centro del sistema stesso. E questo proprio perché centro e autonomie si condizionano inevitabilmente a vicenda.
Nella prospettiva degli enti locali questo cosa vuol dire più in dettaglio? Vuol dire che anche l'amministrazione statale e anche l'amministrazione regionale devono essere parte del processo di riforma, in termini di ridimensionamento dei loro apparati funzionali e strutturali. E sottolineo che questa logica di interdipendenza e di reciproco condizionamento tra livelli istituzionali, e poi la tipica trama dell'ente sistema, è completamente mancata nelle misure di stabilizzazione finanziaria degli ultimi anni, e questo ad ogni livello. Secondo punto, sul piano delle relazioni regioni-enti locali, rete significa valorizzare il concetto di sistema territoriale di governo, al posto di sterili visioni dualiste e competitive. Un sistema composto da una regione titolare delle sole scelte di governo e regolative ed enti locali cui competono attività amministrative e gestionali, cementato con strumenti di raccordo effettivi e realmente incisivi sulla formazione e sull'attuazione delle politiche pubbliche e sorretto ovviamente da una finanza pubblica che segua il medesimo modello, autogestita sebbene coordinata con quella nazionale. Anche su questo punto le autonomie speciali possono fungere da utile punto di riferimento, perlomeno in riferimento a quelle esperienze come le speciali alpine, in cui ormai da tempo si individuano chiare tendenze verso il consolidamento di un sistema regionale integrato. Quindi su questo versante è soprattutto con gli enti locali che la Regione può realizzare un sistema originale, rispetto al quale da un lato manifestare la sua capacità politica e di indirizzo e attraverso il quale, dall'altra parte, dimostrare il fondamento e la legittimazione della propria autonomia. Perché non bisogna dimenticare che la disciplina degli enti locali riflette la capacità di adeguare gli assetti istituzionali all'idea di comunità in cui ci si riconosce, la quale a sua volta trae origine da molteplici fattori. In conclusione, le architetture istituzionali che danno struttura al rapporto tra territori e potere oggi si legittimano nella misura in cui rappresentino un'esigenza chiara e radicata di differenziazione. È così, d'altro canto, che l'autonomia si alimenta costantemente come esigenza costituzionale. Non si risolve in un'astratta rivendicazione di competenze nei confronti del livello di governo sovrastante, ma diviene invece lo strumento con cui una comunità autogoverna responsabilmente il proprio sviluppo. Questa è la premessa per configurare la fisionomia dell'ente sistema, che instaura con gli altri livelli di governo rapporti ispirati al criterio dell'integrazione cooperativa. E allora, tornando circolarmente alle premesse, ricostruire il ruolo di regione ed enti locali partendo da questa visione può rivelarsi utile anche per ridefinire l'essenza concettuale dello Stato, nella misura in cui questa visione è idonea a segnare un punto di inversione di quella tendenza sempre più diffusa e negativa alla deresponsabilizzazione civica e nella misura in cui questa visione consente invece di consolidare dalle fondamenta un nuovo modo di intendere lo Stato, fattore integrante e al tempo stesso attore di una rete di sistemi di governo che collaborano tra loro in un processo di rinnovamento permanente e soprattutto interdipendente. Abbiamo il coro che canterà Gaudeamus Igitur. Gaudeamus
cerimonia è conclusa. Voglio ringraziare il nostro coro che, lo ricordo, è dedicato a Don Gilberto Pressacco, che è uno dei grandi di questa terra del Friuli. Ringrazio ancora tutti i nostri ospiti per la loro presenza e a tutti buon anno accademico. Arrivederci.